Bambini fra gli 8 e gli 11 anni protagonisti a Casa Zanussi per percorsi ed esperienze, una sensibilizzazione sulla tutela dei beni ambientali e artistici. Elisabetta Zaccolo. Il gioco dell'oca più bello, quello en plein air, nei boschi e con gli animali della fattoria, non più protagonisti delle fiabe ma in carne ed ossa. Ed ecco tra gli ulivi spuntare le pecore della Miata, le mucche di razza calvana, le oche e i polli valdarnesi. Gli occhi stupiti dei bambini tra le attività di una fattoria didattica di Fanna nella prima escursione di percorsi ed esperienze. Il cartellone del Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone dedicato proprio ai bambini e ai ragazzi con l'obiettivo di salvaguardare i beni ambientali ed artistici, favorire il recupero delle architetture locali più interessanti e far scoprire le nuove produzioni biologiche delle malghe. Il gruppo di bambini dagli 8 agli 11 anni, accompagnato da un insegnante di madrelingua inglese, non ha partecipato solo alla caccia al tesoro, ma si è dedicato anche all'esplorazione del territorio a bordo di un trattore. Domenica 16 settembre si prosegue con un'escursione nel comprensorio Piancavallo delle Dolomiti Friulane e poi, il 30 settembre, alla scoperta dei paesaggi e della avifauna del Parco Dolomiti Friulane tra Andreis e Barcis. A seguire in autunno Arzene, la bassa pianura friulana e la centrale idroelettrica di Malnisio, Cividale in inverno e i Magredi nella primavera del 2018.